Martedì 4 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Ecco la notizia messa in primo piano che riguarda il settore dell'agricoltura. Miele, crolla la produzione, meno 60%. Allarme Coldiretti per chi è obbligato a restare in provincia. Il clima è cambiato, troppe piogge, le fioriture sono calate, gli apicoltori in situazione grave ma gli animali sono salvi, meno merce sugli scaffali, il pericolo è l'aumento dei prezzi. Produzione di miele in picchiata a Belluno. La stagione che una volta si definiva mite è stata flagellata da pioggia e freddo e ne hanno fatto le spese soprattutto i nomadisti, i produttori che cercano varietà di fiori in terre sempre diverse, spostando quindi le loro api per ottenere un miele mai uguale. Michele Nenze, vice direttore di Coldiretti Belluno: la parte preponderante delle fioriture inizia da aprile e va avanti per tutto il giugno. I nostri apicoltori che si sono visti quindi le loro produzioni fortemente compromesse, se non nulle. I cali annui sono previsti intorno al 60%. Si parla anche di economia in questa prima pagina del Gazzettino di Belluno. Siamo a Longarone, Safilo, sì a Telios, ma prima viene l'occupazione. La CISL regionale, aperti al confronto, la nuova azienda è parte della soluzione. Querovas morto in parete, palestra sicura non si chiude, una palestra di roccia sicura non la chiuderemo. Il sindaco Bruno Zanolla spiega che a Schevenin dopo i lavori arrampicate sicure. Dal Comelico i panettoni in faccia per Danny De Vito, il prossimo cinepanettone in salsa americana che si sta girando tra San Vito e Cortina. Oltre alle star internazionali come Danny De Vito, avrà come protagonista d'eccezione anche il panettone del panificio Eicher Clare di Costalta in comune di San Pietro, dolci che sono stati modificati appositamente per le scene delle torte in faccia. Era previsto che solo uno andasse gettato in faccia al malcapitato attore, ma i ciak necessari a raggiungere la perfezione sono sempre più di uno e quindi ne sono stati creati 7. Non è dato sapere se almeno uno sia rimasto e magari sia finito sulla tavola degli attori. Trasporti, sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Selva Cortina tagliata, Dolomiti Bus. Abbiamo una carenza di autisti e grande richiesta di mobilità verso le tre cime sono le ragioni che hanno indotto Dolomiti Bus a tagliare la corsa estiva Selva Cortina. Decisione contestata dagli operatori turistici della Val Fiorentina che, con il presidente di Federalberghi De Cassan, hanno sottolineato come a subire siano sempre le aree minori. La foto di copertina è dedicata alla cultura perfetta del TIB sbarca a Perugia, Roma e Torino. Il talento di Grazia Capraro nei teatri di tutta Italia. Grazia Capraro sul palcoscenico, la vediamo in questo scatto perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, è interprete e coautrice di Perfetta, lo spettacolo produzione del TIB Teatro che domani sarà rappresentato in prima nazionale a Perugia e presto anche a Roma e Torino. Il suo talento è emerso grazie al TIB, l'approfondimento di Devon a pagina 14. Sicurezza, cambia il questore, arriva il capo della Polfer. La provincia di Belluno ha un nuovo questore, arriva da Venezia dove da dicembre 2020 ha guidato il compartimento di polizia ferroviaria del Veneto. Si tratta di Francesco Zerilli, nato a Roma l'11 maggio 1965, dirigente superiore della Polizia di Stato. Belluno, i cacciatori volontari sistemano 3 sentieri, l'approfondimento di Federica Fanta a pagina 5. Per quanto riguarda lo sport, Dolomiti o Legnago, la telenovela Swiderkowski ormai prossima alla conclusione, orienteering in 1200 ai 5 giorni sulle Dolomiti dopo il Comelico tappa Cortina e ancora atletica leggera, Somacal agli europei under 23 con i fenomeni del futuro. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano, accompagnata dalla foto, ci porta sulla Marmolada a un anno dalla tragedia. Sulla Marmolada la cerimonia per ricordare le 11 vittime della valanga. Appunto vediamo in questo scatto le persone presenti per ricordare le 11 vittime dell'immane tragedia che è accaduta sulla Marmolada esattamente un anno fa e un giorno, fu il 3 luglio del 2022. L'approfondimento lo troveremo all'interno a firma di Berlinguer.
Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, il Colle dei Bellunesi, Nevegal sarà un'estate senza la seggiovia, quella sul Nevegal, i tempi della burocrazia non sembrano lasciare speranza al comune e alla società che gestisce gli impianti, che darà seguito all'esperienza di Nevegal 2021. L'impianto resterà fermo per la stagione estiva 2023. Tragedia di Fener, non ci sono impronte utili sul coltello dell'omicidio, incidente probatorio al RIS, servono accertamenti. E per quanto riguarda il meteo, ARPAV, pioggia fino a giovedì, poi tornerà il caldo estivo. Il responsabile Marigo illustra gli scenari del tempo, l'approfondimento a pagina 17. Si parla anche di finanza, dalla prima pagina del Corriere delle Alpi parte la scalata generale della holding del Vecchio, la Delfin sale oltre al 10%. E ancora telefoni cellulari senza segnale, il park resta chiuso. Notizia in questo caso che ci porterà in Valle del Mis, l'articolo a firma di Dapoyan. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, vedremo il suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. La notizia comunque in primo piano interessa la provincia di Belluno e la provincia di Trento, la tragedia in montagna un anno dopo, ovviamente l'approfondimento riferito alla tragedia del 3 luglio 2022 che provocò sulla Marmolata 11 vittime. Il giorno del ricordo. Ieri a Passo Fedaia la cerimonia in memoria delle 11 vittime della valanga caduta dal ghiacciaio. I familiari, quelle vite si potevano salvare. Fugatti, presidente della provincia di Trento, serve equilibrio tra responsabilità e libertà. Erano le 13:43, l'ora esatta, un anno fa in cui si è staccato il serraccio che ha ucciso gli escursionisti. C'erano 8 veneti, fra gli 11 morti il più giovane, Nicolò Zavatta, aveva 22 anni. Sopravvissuto alla sciagura, da quella volta non sono più io, l'intervista di Laura Berlinghieri a Davide Carnielli, 31 anni di Fornace, provincia di Trento, sopravvissuto alla tragedia della Marmolada. Ecco alcune sue dichiarazioni che troverete in questa intervista. Sono stato molto fortunato, ma è una fortuna che pago tutti i giorni. Il mio obiettivo è quello di tornare in montagna, ma ora non riesco, è troppo difficile. Ed ecco appunto il luogo della tragedia, con il serraccio che si è staccato dal ghiacciaio della Marmolada, e un momento appunto di preghiera in occasione del primo anniversario di questa tragedia. L'omelia, la solidarietà e la verità possono lenire il dolore. E a proposito del ghiacciaio della Marmolada, negli ultimi 100 anni il ghiacciaio ha perso il 90% del suo volume, sparirà entro 20 anni. Pagina 4, politica nazionale, Salvini attacca Tajani, non accetto veti, sono alleato di Le Pen. A un anno dalle elezioni europee il centrodestra si divide sulle alleanze europee, il ministro degli esteri aveva detto sulla leader francese convergenza impossibile. Destra contro, il messaggio di Meloni agli alleati, prima contiamoci nelle urne e poi si decidono le alleanze. La premier teme che il leader leghista isolato possa diventare una mina vagante per il governo. Francia in fiamme, l'approfondimento che ci porta appunto nello stato francese, ronde neofasciste, saluti romani e passamontagna, a Lione arrivano le milizie della destra, questa patria è nostra, si alimenta la rabbia anti-immigrati. Questa è la dichiarazione di Emmanuel Macron, presidente della Francia, abbiamo avuto notti di terribile violenza ma non è ancora finita, la ferita è profonda. E dalla Francia all'Ucraina, ossessione nucleare, Medvedev torna a minacciare il mondo, l'apocalisse atomica è probabile e spunta un audio del capo della Wagner, vedrete presto nuove vittorie. Queste le dichiarazioni di Dmitry Vedmek, le armi nucleari sono state già usate e sapete da chi? Un'apocalisse nucleare non solo è possibile ma anche probabile. I nostri nemici hanno deciso di sconfiggere la più grande potenza nucleare, la Russia. Sono degli idioti, ma è proprio così. I nodi del governo, torniamo in Italia, povero figliuolo, il commissario alla ricostruzione in Emilia-Romagna dopo l'alluvione, ma il nodo restano i fondi da stanziare. Francesco Paolo Figliuolo, questa è la sua dichiarazione, oltre alla sicurezza e alla ricostruzione è cogente l'intervento per famiglie e imprese. Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, servono 9 miliardi di euro senza contare i danni indiretti, più 1,9 miliardi entro l'autunno. Attualità, bandiera bianca, Berlinguer dà l'addio alla RAI, si prepara l'esordio in Mediaset, l'annuncio dell'azienda con una nota, ha dato le dimissioni da ogni incarico in azienda e dal programma Carta Bianca, buon lavoro, presentati i nuovi palinsesti al CDA.
Ma adesso si parla di finanza in Veneto, le partite della finanza generali, Delfin può superare il 10%, nessuna strategia, soci stabili. La holding della famiglia Del Vecchio, l'ok IVAS è un fatto tecnico, siamo partner di lungo periodo. L'approfondimento lo troverete a pagina 10. Ma rimaniamo in Veneto, l'Interporto compie 50 anni, è nato il 6 giugno del 73, non esisteva neppure la parola per definirlo, l'anniversario della piattaforma logistica che si trova in provincia di Padova. E continuiamo con il Veneto, azione, sanità in sofferenza, ora la prova a case di comunità. Richetti a Padova analizza il progressivo peggioramento del servizio pubblico e la fuga degli operatori dagli ospedali. Non si tratta solo di unire medici di base. Dalla regione sempre, notizia di spalle, turismo, sfioreremo i numeri di 4 anni fa, pure grazie al tiramisù. Questa è la dichiarazione dell'assessore regionale al turismo Federico Caner. E adesso i fatti prettamente bellunesi, siamo a pagina 15, il Colle dei Bellunesi, e questa è la notizia che apre questa pagina. Siamo appunto a pagina 15, sul Nevegale un'estate senza seggiovia, la società bloccati dalla burocrazia. Il presidente Molina: avevamo bloccato il personale ed eravamo pronti, ma la vendita degli impianti al comune è slittata. L'assessore Roccona: sta a loro decidere se aprire o meno in attesa del passaggio. E sempre in merito al Nevegale, tra Serva e Nevegale il comune ingaggia i cacciatori per ripulire i sentieri in quota. Siamo a pagina 16, i migranti, i centri di Lamone e Tai apriranno entro la metà di luglio. Attualmente sono in corso alcuni lavori di sistemazione degli impianti idraulici e di riscaldamento. Il comune di Belluno ha rinnovato il bando per la gestione dei 28 posti del SAI. Altre notizie brevi che riguardano il capoluogo bellunese: la consulta bioetica appoggia il manifesto del Bride di Belluno, in programma il 15 luglio in Piazza Martiri. Il convegno di Lattebusche, De Carlo contro la corsa al bio, più libertà agli imprenditori. Questa è la dichiarazione del senatore bellunese Luca De Carlo. E per quanto riguarda la sanità, corsi per neogenitori con il consultorio familiare. Siamo a pagina 17, approfondimento riferito al meteo in provincia di Belluno. ARPAV: ancora pioggia almeno fino a giovedì, poi nel fine settimana tornerà il caldo estivo. Il responsabile del centro di Arabba tranquillizzerà escursionisti e turisti. È alle porte un promontorio anticiclonico di matrice africana. L'intervista in questo caso è al responsabile Gianni Marigo del centro ARPAV di Arabba. Ecco una sua dichiarazione: le nostre previsioni, a differenza di altri, i nostri esperti valutano i dati previsionali. E sempre a proposito del meteo, un giugno con il tempo instabile, zero termico fino a 4.550 metri. Dall'inizio dell'anno la temperatura media si è alzata di 0,6 gradi rispetto alla norma. Siamo a pagina 18, 200, una lode all'Ollino, Sacchetta e De Bortoli bravissimi. Tra gli studi di giurisprudenza e quelli di medicina, i super studenti guardano al loro futuro. Nella quinta B dello scientifico Galilei, nessun centino, ma i voti volano comunque sopra il 90. E sempre a proposito di maturità, accesso alle università, corsi gratuiti Luxottica per studenti bellunesi, lezioni dal 17 luglio per preparare i test. Scuola, palestra del Calvi, al via lavori all'impianto di riscaldamento, l'accordo ITS Occhiale per gli iscritti, tirocinio nel gruppo LVMH. Al termine del biennio i ragazzi otterranno anche il certificato di eccellenza dell'Istituto dei Maestri del gruppo francese. Notizie quindi, una pagina intera dedicata completamente al mondo scolastico in provincia di Belluno. Continuiamo con pagina 19, cambio al vertice, notizia che abbiamo trovato come richiamo sulla prima pagina. Zerilli, nuovo questore, l'ex Nox della polizia al posto di Maggese. Notizia di spalle, vandalismo diffamatorio sulla targa dell'avvocato, denuncia contro ignoti, inciso un insulto con una punta metallica, e vediamo in questo scatto appunto la targa danneggiata. Notizia da Feltre, a pagina 20, via Luzzo e Casa Patti in vendita, ULSS costretta a ridurre i prezzi. L'ex servizio di età evolutiva passa dai 674.000 euro iniziali ai 391.000. È rimasto invenduto dal 2002 e l'ultimo tentativo era stato fatto nel 2018. E il presidente della Regione Veneto presenta il suo libro a Feltre, Zaia e la sanità di montagna, non chiudiamo ospedali, amministriamo il possibile. Questa è la sua dichiarazione in occasione appunto della presentazione del suo ultimo libro a Feltre.
Siamo nel Feltrino, all'anno di Piave, nessuna impronta utile sul coltello dell'omicidio Costa, incidente probatorio al RIS, servono altri accertamenti. E continuiamo con il Basso Feltrino, la moglie di Catellana cerca la persona che lo ha soccorso in merito alla tragedia avvenuta lo scorso fine settimana nella palestra di Roccia in località Schevenine. Siamo appunto nel comune di Quero, dove purtroppo è venuto a mancare Stefano Catellana di 59 anni, residente in provincia di Venezia. Il processo, testate sull'auto dei carabinieri, insulti e minacce, un Feltrino finisce in tribunale per oltraggio, resistenza e anche danneggiamento, teneva la musica alta e il vicino aveva chiamato il 112. Ancora da Feltre, appello della moglie, trovate mio marito, si cerca un 67enne. Appello della moglie su Facebook, trovate mio marito, ore di grande apprensione per le sorti del 67enne Germano Colmanete, che ieri sera non è rientrato a casa. È stata la moglie Anita Macagnano, originaria di Lamon, a lanciare alle 19 di ieri sera l'allarme sul popolare social network. Stiamo cercando Colmanete Germano di 67 anni, nato a Serena del Grappa e residente a Feltre. L'ultima volta che è stato visto indossava una polo color ciclamino e dei jeans. La sua macchina è una Hyundai X20 grigia chiara targata FK913RN. Chi lo vedesse o sapesse qualcosa ci contatti al più presto. Fonzaso, bonifico falso sulla moto, la sentenza è definitiva. E rimaniamo nel Feltrino, siamo a Serena del Grappa, demolita la casa nel cuore di Rasai, al suo posto nascerà una piazza. L'inaugurazione è prevista entro la fine dell'anno, nei nuovi spazi panchine, una fontana e 14 posti auto. E vediamo appunto il momento della demolizione di questa abitazione nel centro di Serena del Grappa, lo avete sentito, al suo posto una piazza per i cittadini del comune di Serena del Grappa. Quero Vas, Malgas, Fontana Secca e il Col de Spadarot verranno recuperati. E continuiamo con Sospirolo, siamo a pagina 23, al Lago del Mis 160 posti auto ma il parchimetro è senza rete, all'apparecchio serve il segnale telefonico, il ripetitore non è ancora in funzione, ipotesi tariffa fissa di 5 euro per parcheggi fino alle 14, poi ingresso gratuito. Si pensa all'utilizzo di operatori per staccare i biglietti all'area di sosta. Due notizie da Limana, l'azienda non adegua i salari all'inflazione, sciopero all'Epta Costan. E ancora da Limana, assestamento e rifiuti lunedì in consiglio comunale. Siamo a pagina 24, 30 anni di Pian de Fontana, Longarone in festa per il rifugio. Ancora da Ponte nelle Alpi, confronto sui diritti della comunità LGBT+, se ne parlerà alle 18.30 alla sala Sassoli al Parco Ex Casa Rossa, l'appuntamento è per questa sera. Longarone Safilo dicta della Femmaca CISL, lavoro per tutti i dipendenti, approfondimento riferito alla crisi della Safilo e del futuro dei suoi oltre 400 dipendenti. Pagina 25, ancora Longarone, un 100 e lode, esami col botto al Dolomier, Luca Tormen premiato con il massimo dei voti, ora all'Università a Padova, Elisa De Marchi, il mio sogno è la pasticceria, lavorerò in questo settore. Agordo, Cristina e Arianna a pieni voti tra i chimici del Follador, altra notizia quindi riferita agli esami di Stato ai nostri giovani bellunesi. Martedì 11 luglio una serata ad Agordo per conoscere il lupo, fatti di cronaca giudiziaria, Rocca Pietore rubò in hotel soldi e cicche, la condanna è definitiva. Passiamo a Cortina con pagina 26, Giochi Olimpici, 2 settimane di attesa, poi il DPCM sulle Olimpiadi, alla cabina di regia, attesa palpabile per il decreto del governo sulle opere. Lorenzi ottimista, Sant'Andrea ha recuperato i ritardi, ora basta distrazioni. Atleti paralimpici, c'è l'obiettivo tricolore, la staffetta di Zanardi ripartirà da Cortina. E ancora Auronzo, scoprire dighe ed energia, visite a Santa Caterina con Enel Green Power. Cortina, yoga in quota il venerdì a Capanna Ravalles. Altre notizie che riguardano in questo caso il Comelico, uniti grazie a un confine, inaugurato il sentiero 1753. Il tracciato di 17 km collega Passo Montecroce Comelico, Sesto Pusteria e Cartish, valorizzata la secolare storia di frontiera della zona dai Romani fino alla Grande Guerra. E continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo sempre in questa pagina con il Comelico, le bravissime Alfermi sono De Filippo e Singer. Altra notizia riferita ai risultati degli esami di Stato nel territorio bellunese. Auronzo ultra a processo nel 2024 per la rissa di 5 anni fa, quando era presente ad Auronzo la squadra di Serie A, ovvero la Lazio.
Continuiamo con la rubrica Cultura e Società, la mostra, il dipinto che esce dalla tela e gioca con noi, Pascal Sender e l'esperienza di Captcha. A Palazzetto Tito, con il cellulare per attivare i QR code, i quadri si animano in realtà aumentata e coinvolgono il visitatore. Ma continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, la kermesse, musica, teatro, opera e tanta montagna, 16 appuntamenti per un'estate al top. Torna la rassegna Cortina Anteatro, curata da Musicantus, spazio a passeggiate musicali e a concerti sulle terrazze. L'evento di giovedì, una canzone italiana in versione sinfonica con Ivan e la Filarmonia, l'appuntamento è sempre a Cortina d'Ampezzo. Passiamo invece allo sport, pagina 30, calcio Serie D, Dolomiti conferma sorpresa, ha firmato il brasiliano Alcides. Arsier, iscrizioni certe in seconda, Gordina in forte difficoltà, potrebbe iscriversi in terza, Sois ipotesi su D'Alberto. Pallavolo Serie 3, Savasta Paganino, una scelta necessaria, la Darolda è chiamata al salto di qualità. E continuiamo con lo sport, canoa a Auronzo, via i mondiali nel pomeriggio, alle 18 sfilano le 70 nazionali. Motociclismo, CIV Junior a Modena, Darold 2 quarti posti, altro passo avanti verso il top. Dalle 2 ruote alle 4 ruote, dal 4 al 6 agosto, Alpe del Nevegallo numero 49 ritorna al pubblico sul colle. Ginnastica artistica, Magnani e Sara torna bene, vicinissima al podio Rimini. Nella rassegna tricolore entra nelle prime 10 italiane anche Giulia De Lorenzo, molto positiva la partecipazione delle 15 atlete della Juventus Alpina. Rugby Touch, Bula Bula, re di Pianlonghi, in finale KO il team All Red. E ancora si parla invece di nazionale, di calcio, Under 21, Sudakov sposo bambino nel bunker e il pallone come riscatto dell'Ucraina, l'approfondimento a pagina 33. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e schiarite. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.